Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Nel progetto di oggi andrò a realizzare una piccola lavagnetta, si chiamano letterbox e sono queste qua, fatte in questa maniera, su cui puoi attaccare tutto quello che vuoi. Con la combinata c'è un piccolo problema che vi spiego adesso come lo risolvo. Dunque, in poche parole, adesso qua devo fare una scanalatura all'interno di questi segni. Il problema, tra virgolette, con la combinata è che qua in centro appunto c'è tutto questo buco e non c'è un appoggio sufficiente per il pezzo, che quindi qui scivola finché non va in fondo un appoggio sulla stessa parte di questo. Per cui cosa ho pensato? Come ho visto una volta spiegato in un video di Jimmy di Resta, prendo questo pannellino in multistrato, glielo butto dentro e uso questo poi come base. Prima roba che ho fatto è stato bloccare l'avanzamento del carro. Seconda cosa, bloccare la riga al punto giusto. Terzo, fare entrare questo. Quarto, bloccare il pezzo con il pressore. Ora posso cominciare con i tagli in serie. Mi sembra che il risultato sia stato ottenuto, bel taglio pulito, c'è solo da togliere un po' le sbavature con uno scalpellino. Vacca boia, vacca boia. Vabbè, non si è rotto niente, non si è rotto niente. Era meglio 50 euro di microfono piuttosto che centinaia e centinaia e centinaia di euro di macchinetta. La fortuna oggi mi assiste.
Bene, spero che anche questo progetto, sempre a tema riciclo creativo, vi sia piaciuto. Ho voluto fare una letterbox con questa citazione: la necessità è la madre di tutte le invenzioni. Questa è una citazione che non ricordo Questa è una frase verissima, perché ogni progetto che realizzo, ogni idea che mi viene in mente, prima di tutto parte da una mia necessità. Ora vi svelo una piccola curiosità su di me. Io ho cominciato a fare questi progetti, questi prototipi, mobili su misura o altro, principalmente perché ho cominciato a costruire il Know-How Studio con gli altri miei amici, ma anche perché, se non si vede nei video, io sono veramente molto alto, sono quasi 2 metri, bello sotto qualsiasi punto di vista vogliate voi, ma come tutte le cose ha un lato positivo e un lato negativo, e uno dei lati negativi nell'essere troppo alto è che tutto il mondo è su uno standard di altezza media, per cui qualsiasi cosa, ragazzi, per me qualsiasi cosa è veramente bassa. Provo ad andarmi a lavare in bagno, mi sembra di lavarmi la faccia nel bidet. La cucina per me è bassissima, devo sempre stare piegato, per cui è un problema. Quindi tutte le idee, tutti i progetti che a me sono venuti in mente principalmente partono da un'esigenza. Quindi, come dice questa frase qua, la mia necessità è quella di avere un piano cucina alto alla mia altezza. Per cui cosa faccio? Analizzo quello che c'è, cerco di trovare una soluzione e creo e invento qualcosa che magari prima non esisteva. Questa è una grandissima citazione che mi piace e voglio tenere qua all'interno del laboratorio per ricordarmi sempre da dove parte ogni grande idea. Detto questo, io vi ringrazio veramente tutti sempre per il feedback che continuate a lasciarmi qua sotto nei commenti. Se siete nuovi sul canale potete iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi i prossimi progetti. Se volete vedere il dietro le quinte vi invito ad andare sul mio profilo Instagram, dove pubblico frequentemente storie su quello che faccio e vi tengo aggiornati. Se invece te che stai guardando sai che sto facendo un bel lavoro e vuoi contribuire più attivamente con questo canale, trovi dei link qua sotto in descrizione per dare una mano alla crescita di questo progetto. Io vi ringrazio sempre tutti e ci vediamo il prima possibile con un nuovo progetto. Ciao!